dentro. Mettiti qua, Carmela, mettiti qua. Gesù. Sì, possiamo fare dopo, te lo dico io. Di Gregorio, ma sì, di Gregorio. Facciamo dopo. Dai, Giorgio, pa, vai. No, vai giù, dopo ti chiamo io. Qui la parola al sottosegretario dall'ordine. Vuoi che faccia io? Sì. Possiamo cominciare? Chiediamo scusa per il ritardo, ma in queste occasioni è fisiologico. Pare ci sia stato anche un problema di accesso alla città, di parcheggio, insomma, molte giustificazioni per iniziare con qualche minuto di scarto rispetto al programma previsto. Abbiamo moltissime testimonianze, abbiamo molti ospiti, molti argomenti importanti da trattare, soprattutto per chi ha visto gli spazi dedicati agli ITS qua sotto. Molte domande, immagino, e molte curiosità da parte di chi ascolta. Abbiamo un'ora e mezza di tempo, salutiamo oltre che i presenti anche coloro che seguono questa giornata di lavori, questa mattina di lavori online via streaming. Vista la numerosità, faccio solo una comunicazione di servizio, vista la numerosità dei partecipanti a questa discussione di questa mattina, abbiamo immaginato di scomporre la discussione in due momenti, una fase più di tipo istituzionale in cui emergeranno i punti di vista in particolare del MIUR, delle associazioni di categoria, e una seconda parte invece che raccoglierà le testimonianze di alcune importanti realtà, di alcune importanti imprese che hanno già investito nella direzione di un'educazione per il 4.0 e avremo modo anche di vedere, di toccare con mano le attività che oggi alcuni ITS hanno già intrapreso con successo proprio su queste tematiche. Due momenti con un'introduzione e una conclusione del sottosegretario Gabriele Toccafondi, a cui lascio volentieri la parola. Grazie a tutti, buongiorno. Sarò molto breve perché dobbiamo effettuare una giornata di lavoro e quindi ascoltare anche le esperienze in atto degli studenti, dei presidenti, di chi dirige le fondazioni e anche delle aziende. Mi verrebbe da dire con una battuta, ricordando che gli ITS sono nati con un DPCM nel 2008, sono effettivamente iniziati i lavori delle costituzioni e poi dei corsi nel 2010, quindi siamo giovanissimi, siamo di fronte a un sistema che negli altri paesi è datato primi anni 60 o 70, il post diploma professionalizzante, e in Italia invece la datazione è 2010, quindi siamo giovanissimi. Abbiamo rotto un tabù, buttato giù alcuni schemi molto ideologici non più tardi del 2008 e ricordo da giovane parlamentare i dibattiti proprio in commissione e in aula. Volete svendere le scuole alle aziende. E come ricordo spesso, la realtà è molto più ostinata delle ideologie. Oggi se io vado in questo momento, entro in aula alla Camera o al Senato e dico chiudiamo gli ITS, ci sarebbe la rivoluzione, ma al contrario. Perché? Perché in questi anni gli italiani che hanno voluto effettivamente rendersi conto di cosa si stia parlando hanno visto una realtà che divergeva e non poco rispetto a quelle idee. Ma siamo giovani, 6 anni di lavoro, qualche migliaio di ragazzi in corso e qualche migliaio di ragazzi che hanno terminato la propria attività e che si sono cimentati con il mondo del lavoro. Siamo appena nati e già cambiamo, che questo è forse un po' l'obiezione di qualcuno, ma è proprio qui la forza dell'ITS. È quell'autonomia che io ho sempre difeso e difenderò sempre.
la carta vincente degli ITS, è quell'autonomia della fondazione, sono quei soggetti che alzano la mano e dicono c'è bisogno di questa figura professionale, e in particolar modo questo compete non al Ministero, non alle scuole, non agli enti territoriali, ma alle aziende. C'è bisogno di questa figura, non riusciamo a trovarla, o per trovarla occorre investire tempo, risorse e denaro, e rispetto a quella richiesta che si coagula intorno ad alcuni soggetti la volontà di lavorare e di remare nella direzione di fare formazione insieme. La carta vincente è questa autonomia, ed è questa autonomia che parte dalle aziende insieme alle scuole, che io ho sempre sottolineato come carta vincente, che deve migliorare nella sua relazione. È questa autonomia di aziende, scuole e università e centri di ricerca che è il punto di vantaggio dell'ITS. So che su questo negli anni ci sono stati un po' di attriti, un po' di problemi, occorre lavorare insieme perché in questo momento di svolta del sistema di istruzione e anche di istruzione universitario e delle richieste anche del mondo universitario, l'ITS si deve strutturare e deve crescere, deve camminare con le proprie gambe. Finora diciamo 6 anni il sistema era giovane, doveva confrontarsi con un mondo non semplice, il MIUR ha accompagnato questo percorso e continuerà a farlo. Adesso, come spesso mi avete sentito dire e ribadire, occorre fare un passo in avanti. Non semplice, questo paese è un po' strano delle volte proprio sul tema dell'autonomia, ma siamo di fronte al sistema 4.0 ed è proprio oggi il tema e uno dei temi. Io vorrei, come dire, portare questo concetto di 4.0 proprio sul tema più generale degli ITS, cioè che deve essere un momento di svolta. Lavoriamo tutti insieme per avere più autonomia, più responsabilità, più risorse, e anche questo, come sapete, non sempre è semplice in questo Paese, e camminare di più, correre di più, aumentare i numeri e la qualità. Quando dico all'aumento dei numeri sapete bene che non mi riferisco solo e semplicemente o esclusivamente al numero delle fondazioni e della governance, ma quasi esclusivamente all'aumento dei corsi e dei corsisti, cioè dei ragazzi. Io auguro buon lavoro a tutti voi, starò qui durante tutto l'incontro, ascolterò come sempre con attenzione e prenderò molti appunti proprio perché questa vuole essere una giornata di lavoro. Grazie. Grazie al sottosegretario, a cui poi chiederemo anche una conclusione sulla base di quanto emergerà nel lavoro di questa mattina. A me invece il compito è di guidare queste due sezioni di lavoro che proseguiranno fino alle 13, facendo una brevissima premessa. Io insegno all'Università Ca' Foscari di Venezia, insegno International Management e da diversi anni mi occupo dei temi, in termini di ricerca, dei temi che oggi andiamo a trattare. Faccio due parole perché ne ha parlato il sottosegretario e credo che sia utile approfondire da questo punto di vista. Faccio due parole sul tema generale che stiamo affrontando oggi perché sono personalmente impegnato quest'anno a contribuire agli obiettivi ambiziosi che il sottosegretario ha stabilito per gli ITS, non solo nel corso del prossimo anno accademico, ma più in generale nel corso degli anni a venire. In particolare con il MIUR abbiamo deciso di intraprendere un percorso di sperimentazione che da un lato inquadri davvero in maniera nuova, originale, questo tema dell'industria 4.0 che poi ci verrà, verrà ampliato e spiegato da Oscar Pasquali, che su questo tema
è la persona decisamente più competente. Ma a me interessava soprattutto approfondire la parte che il sottosegretario ha enfatizzato, cioè se è vero che c'è un nodo, una questione sulla quale noi siamo tutti chiamati a confrontarci, è anche vero che questo nodo deve essere affrontato con metodologie, strumenti, atteggiamenti che iniziano a essere, come dire, che devono essere più leggibili, codificabili, compresi dall'esterno. Se vogliamo che i numeri crescano, che le aziende crescano, che gli studenti crescano, è importante che là fuori i giovani che sono anche oggi qui a Verona capiscono l'obiettivo, capiscono quali sono le metodologie, possono confrontare obiettivi e metodologie con quello che potrebbero trovare in altre istituzioni, come per esempio l'università. Da questo punto di vista noi ci siamo impegnati proprio a riflettere su che cosa potrebbe essere una didattica, un nuovo rapporto scuola-impresa con gli ITS, e su questo abbiamo costruito un percorso che sarà sperimentale nel corso dei prossimi 12 mesi e che potrebbe andare a regime, qualora poi i risultati fossero positivi, a partire dal 2017-2018 su tutte le circa 90 fondazioni ITS oggi attive in Italia. Una parola su questo 4.0 che oggi tutti noi più o meno conosciamo per via del piano importante che il governo ha promosso e che continua a raccontare e a riproporre ai mezzi di comunicazione con una determinazione davvero impressionante. Questa rivoluzione di cui stiamo parlando, lo dico per sgombrare, ci sono anche dei ragazzi in sala, non è una rivoluzione che inizia con la pubblicazione di un documento, è un qualche cosa che la nostra economia ha iniziato a conoscere e a sviluppare già diversi anni fa. L'incontro fra digitale e manifatturiero è un qualche cosa che già oggi qualifica abbondantemente la nostra migliore manifattura, non solo la cosiddetta manifattura high tech, la manifattura delle macchine utensili, la meccatronica, l'impiantistica più sofisticata, ma anche in moltissimi casi i settori cosiddetti low tech, a bassa intensità di tecnologia. Dovete pensare per esempio che se c'è un settore avido consumatore di stampanti 3D è quello per esempio della gioielleria. Oggi è il settore orafo il maggior consumatore di digital manufacturing e 3D printing in Italia, anche se questi imprenditori, questo settore in generale preferisce raccontare una storia diversa, raccontare un'originalità, un'artigianalità sofisticata e magari legata alla tradizione, più che raccontare di quante stampanti 3D effettivamente sono utilizzate per la produzione di modelli sacrificali a cera persa. Dicevo, questa rivoluzione è fra noi perché oggi noi salutiamo con grandissimo entusiasmo il piano del governo, perché oggi questa trasformazione che è già avviata nelle cose ha bisogno di essere accelerata, ha bisogno di uno stimolo, che è legato anche, io qua faccio l'economista, ha bisogno anche di numeri importanti. Siamo nel nord-est, in Italia, negli ultimi 8 anni gli investimenti in Italia sono calati dal 20 al 25%. Hanno tenuto i consumi, hanno tenuto le spese della pubblica amministrazione, tutto ciò che ha a che fare con gli investimenti è crollato, nel nord-est di 23 punti. Possiamo immaginare che il nostro export, che è quello che oggi tiene a galla e mette l'Italia nella divisione del lavoro a livello internazionale, possiamo immaginare che potremo continuare a essere competitivi avendo perso 20-23 punti di investimenti? Certamente no, ed è per questo che oggi il piano del governo va salutato con entusiasmo, perché dice alle imprese è il momento di fare un salto di qualità. Questo salto di qualità una volta sarebbe stato sufficiente di per sé. Nel vecchio paradigma industriale si compravano le macchine, le catene di montaggio, più o meno si assumevano delle persone vagamente intelligenti e la cosa andava avanti da sé. Henry Ford e il suo ingegnere di fiducia Taylor erano fieri di poter dire a me interessa l'uomo bue. Oggi queste tecnologie non hanno più bisogno di persone prive di conoscenze e competenze, anzi esprimono la loro produttività se e solo se
a fronte di questi macchinari, a fronte di queste tecnologie, esiste un capitale umano, un tesoro di competenze e conoscenze alimentato in primis dai nostri giovani, che mette in moto una vera e propria rivoluzione, prima di tutto nella produttività. È per questo che io sono il primo a essere estremamente curioso di sentire tutto ciò che ha a che fare con il tema degli investimenti nei fattori cosiddetti abilitanti, che hanno a che fare in primis con il capitale umano, le persone, quello che i ragazzi sanno fare. Ed è su questo che noi giochiamo un buon pezzo della riuscita di questo, forse il principale, della riuscita del nostro piano superammortamenti. Tutte queste cose sono importantissime, ma prima di tutto viene l'intelligenza e la capacità dei nostri giovani. Cosa abbiamo fatto in 2 minuti, perché non voglio rubare tempo, ma cosa abbiamo messo a fuoco come percorso di rinnovamento? Abbiamo deciso che gli ITS dovevano diventare la palestra per sviluppare il capitale umano di cui ho appena parlato. Gli ITS sono naturalmente il luogo di incontro fra formazione e mondo delle imprese, sono naturalmente il luogo della sperimentazione, della commistione, dell'ibridazione fra saperi già consolidati e saperi innovativi. Su questo abbiamo provato a fare un progetto, abbiamo messo a punto un progetto che, come dire, radicalizzasse questi stessi ingredienti. Nessuna forzatura, però, come dire, ci siamo provati a spingere un po' più avanti. Abbiamo chiesto a un numero limitato di ITS, pochi, diciamo mezza decina, di confrontarsi con delle imprese innovative su dei progetti che fossero innovativi. Abbiamo detto: in questa fase non c'è il manuale della quarta rivoluzione industriale. Non è che io vado alla libreria qua in centro a Verona, chiedo datemi il manuale da seguire le istruzioni. Non c'è. Questa rivoluzione va fatta molto praticamente, bisogna mettersi lì e avviare qualche cosa di importante. Quale miglior strumento se non trovare degli ITS ambiziosi e determinati da mettere vicino ad aziende altrettanto proiettate nel futuro per immaginare dei cantieri di innovazione. La scuola come luogo di sperimentazione attiva, luogo di produzione di innovazione. Magari immaginando che questa fiera o altre, come per esempio la Maker Faire a Roma, potrebbero diventare delle piste di atterraggio, dei luoghi dove queste innovazioni trovano visibilità. Per questo abbiamo detto: proveremo a fare uno sforzo lato didattica, proveremo a mettere a fuoco le metodologie didattiche che meglio si addicono a questo tipo di percorsi formativi. Qui Carmela Palumbo, che parlerà poi dopo di me, ha molto da dire. C'è un bisogno forte di rinnovamento delle metodologie di insegnamento. Noi non possiamo insegnare il coding, la matematica, la geometria per questo tipo di tecnici nelle stesse modalità che abbiamo utilizzato fino adesso, soprattutto se vogliamo scalare nei numeri. Da questo punto di vista abbiamo provato e stiamo implementando con gli ITS una metodologia didattica che negli Stati Uniti ha avuto un enorme successo, si chiama Design Thinking, Design Management, è una metodologia didattica che si è imposta soprattutto sul digitale, soprattutto nelle metodologie per la realizzazione di grandi infrastrutture digitali. Noi lo vogliamo portare più nella meccatronica, nel Made in Italy in generale, provando a rendere espliciti alcuni passaggi, diciamo, della metodologia didattica, in modo tale che i ragazzi sanno fin da subito come si gestiscono dei progetti, impareranno come anche descrivere le varie fasi e diventeranno soggetti attivi di una didattica che a livello internazionale ha avuto molto successo e che qui in Italia potrebbe diventare l'architrave di un modo nuovo di inserire i giovani nelle imprese. I risultati di questi cantieri, di questi 5-6 cantieri, noi li avremo disponibili in versione beta, alfa, beta, a giugno, momento in cui ci rivedremo in luogo e data da definire per mettere in scena un po' i risultati di queste sperimentazioni. Alla fine dell'anno tutto questo potrebbe diventare bagaglio di un ampio numero di ITS che
magari l'intera generalità, che proprio grazie a queste metodologie potranno confrontarsi col tema del 4.0 a viso aperto, ingaggiando le imprese, non solo quelle più grandi, che oggi parleranno, ma anche quelle più piccole, che hanno tutto il diritto e il dovere di entrare in questa partita, che altrimenti non sarebbe appellabile come rivoluzione, ma sarebbe semplice upgrade tecnologico. Questo è un po' in estrema sintesi il quadro su cui noi oggi ci confrontiamo. È una grande sfida, è una sfida che risponde dal punto di vista degli strumenti agli obiettivi che Toccafondi ha prima stabilito, è una sfida che richiede attenzione e contribuzione da più punti di vista. Io mi fermerei qua e chiederei invece alla prima delle persone nella scaletta, Carmela Palumbo, direttore generale per gli ordinamenti scolastici, di chiarirci un po' in che modo oggi il rinnovamento della didattica nelle scuole, nella formazione, in particolar modo nella formazione tecnica, può avere un contributo, può essere determinante, in particolare rispetto agli obiettivi che abbiamo provato a fissare questa mattina. Carmela. Allora, buongiorno a tutti. Sì, concordo molto sul fatto che non possiamo andare in libreria e trovare il manuale per Industria 4.0 e tantomeno per scuola o formazione 4.0. Non esiste, lo sappiamo benissimo e lo dobbiamo provare a costruire, in un certo senso a sperimentare. E questo è proprio il motivo per cui si è ritenuto di far leva su questa sorta di avanguardia, no? Di alcuni ITS particolarmente dinamici, pronti per come dire, dare corpo, dare carne a questa formazione che possiamo definire una formazione 4.0 in un certo senso. Questo è il motivo e la strategia che sta dietro, l'idea che sta dietro a questa iniziativa. Vedete, io adesso parlo proprio dal profilo ordinamentale, quindi il mio compito, direttore ordinamenti. Gli ITS, per chi appunto si occupa dell'architettura, diciamo così, dei percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia a salire, veramente possono essere visti come una straordinaria opportunità. Ne accennava il sottosegretario Toccafondi. Come dire, flessibilità dei percorsi, il fatto che l'offerta formativa, chiamiamola così, degli ITS è particolarmente aderente e reversibile, diciamo così, rispetto alle sollecitazioni del mondo produttivo circostante, ma guardando ancora più all'interno, no, dei profili ordinamentali, il fatto che sia strutturale al percorso lo stage, il fatto che sia strutturale al percorso l'insegnamento che proviene dal mondo della scuola e dal mondo dell'azienda sono dei fattori che determinano la didattica, le metodologie didattiche degli ITS di straordinario come dire, esempio che deve assolutamente contaminare tutto il sistema scolastico. Ovviamente i percorsi della scuola secondaria hanno per loro natura una maggiore rigidità, no? Sono i famosi quadri orari, no? Hanno una struttura, un'architettura più rigida. È anche giusto e comprensibile, noi non è che possiamo modificare ogni anno la struttura dei percorsi scolastici, ovviamente, ma dentro a questi contenitori che sono le discipline, i quadri orari, ci sono le metodologie con cui le discipline vengono insegnate e credo che appunto dagli ITS, guardate anche, io mi occupo anche di istruzione per gli adulti, anche lì un assetto ordinamentale completamente nuovo dove c'è un bilancio delle competenze dell'adulto che entra, c'è un forte ricorso all'e-learning, insomma si tratta di sistemi formativi del tutto nuovi, diversi dai paradigmi ai quali siamo abituati, che conosciamo, sui quali è stata costruita l'architettura dei nostri percorsi di studio, che sono importantissimi da comprendere, non solo da sviluppare in sé, perché appunto rappresentano dei percorsi post-secondari, alternativi ai percorsi accademici, che poi anch'essi forse possono trarre esempio ed essere fortemente contaminati, no, dall'assetto didattico dell'ITS,
soprattutto diciamo, negli ambiti tecnici scientifici. Ma io credo che diciamo, quella che è la struttura organizzativa dell'ITS, ma soprattutto le metodologie didattiche che dentro l'ITS si sviluppano, siano veramente di grande importanza e di grande esempio per tutti i percorsi di studio e possono essere proprio questa palestra per sviluppare il capitale umano. Prima tu mi facevi un ragionamento sulla matematica. Esatto, Io vorrei infatti ci essere anche volevo abbastanza arrivare. concreto, perché Esatto. poi uno dice ma sì, però non ho Sì, capito. sì. Ecco. E infatti ci stavo arrivando e noi stiamo cercando di fare un percorso, infatti parlavo di un'architettura un po' più rigida, quella dei percorsi scuola secondaria, ma invece sulle metodologie didattiche c'è un ampio margine di miglioramento, si può lavorare tanto, soprattutto sulle materie scientifiche, tutto l'ambito STEM, chiamiamolo così, è proprio della scuola superiore, di tutti gli indirizzi di studio, è in particolare come dire, il settore disciplinare nel quale più possiamo lavorare e più forse aspirare a creare, diciamo, un sistema formativo, se così posso dire 4.0, insomma, che comunque ci predispone. Allora sicuramente l'introduzione del coding fin dalla primaria, quindi la programmazione, quindi non solo e non semplicemente battere, insistere sulle competenze digitali, ma invece far acquisire a un numero sempre più ampio di studenti e fin dalla primaria, siamo al terzo anno e più di 1 milione di ragazzini del primo ciclo ha fatto esperienze di coding, ma quando poi parliamo della scuola secondaria di secondo grado ci imbattiamo in situazioni veramente paradossali. Io ricordavo prima il professor Miceli, noi abbiamo per esempio nel liceo scientifico un numero di ragazzi che si portano dietro il debito in matematica che è elevatissimo, oltre il 25%, no? E usiamo ancora in gran parte metodologie molto, come dire, statiche, se così posso definirle per non usare altre espressioni. Anche lì stiamo cercando proprio di fare dei percorsi di forte innovazione e di introdurre quindi anche delle metodologie proprio di contestualizzazione. Vedete, questo è molto importante perché diciamo non è che possiamo come dire, proporre solo al ragazzo che entra nell'ITS una, diciamo, innovazione, un percorso completamente diverso, divergente da quelli diciamo frequentati prima, ma probabilmente ci dobbiamo orientare, dobbiamo contaminare tutta la didattica con metodologie veramente di carattere innovativo che riguardano in particolare le materie scientifiche. Ecco, io un ultimo passaggio, c'è Sì. sempre questa idea che in Italia esiste un sapore teorico da cui discende inesorabilmente un sapere pratico. Ecco, oggi questa convinzione non è così salda, nel senso che è possibile fare anche il percorso opposto, cioè da un'esperienza pratica indurre un'esperienza, un ragionamento. Su questo noi, lo dico, stiamo ragionando e tutte queste tecniche didattiche del design thinking, del design management, più o meno lavorano su questi percorsi, cioè sulla possibilità di razionalizzare all'interno di cicli quello che si impara facendo le cose. Si fanno delle cose, si riflette, si procede, si fa un punto, si procede, si va avanti. Ecco, questa idea di costruire una didattica che risponda anche un po' più a un tempo che cambia, dei giovani che lavorano con le tecnologie, col telefono in mano, eccetera, eccetera. Questo lo dico perché altrimenti facciamo torto anche al grande sforzo che voi avete già fatto e che l'ITS farà diventando protagonista di queste sperimentazioni didattiche, facendone un po' da laboratorio. No? Certo, sì, ma infatti noi stiamo spingendo molto sulla didattica laboratoriale, ma in particolare sul problem posing and solving, quindi una nuova impostazione che può riguardare peraltro non solo il campo delle materie scientifiche, ma può, come dire, estendere il suo orizzonte anche sulle materie, chiamiamole di tipo umanistico. Quindi veramente una rivoluzione che è anche culturale molto profonda e che richiede un processo di accompagnamento sulla formazione. Il piano della formazione infatti è proprio, diciamo, orientato a fornire anche ai docenti queste skills nuove, queste competenze nuove che ovviamente la formazione accademica che hanno alle spalle non ha.
non ha dato loro. Io spero che queste cose cambieranno anche il modo in cui insegniamo noi, ma questo è un altro convegno, un altro, Bravo, bravo. altro convegno su questo. Vabbè. Oscar Pasquali è capo segreteria tecnica del MIUR, è stato anche la persona che insieme ai colleghi del MISE ha costruito il progetto che prima ho citato, Industria 4.0, e siamo davvero curiosi di sapere da Pasquali quali sono gli aspetti su cui oggi il MIUR scommette di più. Di solito sentiamo il MISE, no? Però vogliamo vedere l'altra gamba del ragionamento e siamo davvero curiosi di capire quali sono i fattori abilitanti dal punto di vista del capitale umano rispetto al 4.0, all'Italia 4.0. Oscar. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, direi che già il fatto che abbiamo un piano che mette insieme il MIUR e il MISE su questi temi è un ottimo segnale, perché fa capire quanto le due dimensioni siano intersecate e indistricabili sostanzialmente. La sensazione è quella di essere, o meglio la consapevolezza, è quella di essere di fronte a uno di quei salti quantici della storia che cambiano il modo in cui le cose si fanno e in cui la vita viene, tra virgolette, vissuta. Abbiamo avuto 3 rivoluzioni industriali, abbiamo avuto la meccanizzazione, l'elettrificazione, l'automazione e poi è arrivato internet. Ha cambiato tutto, ha cambiato il modo in cui comunichiamo, il modo in cui rimaniamo in contatto con le persone, il modo in cui acquistiamo beni e servizi. Ha un impatto su tutti gli aspetti della vita e adesso sta entrando in maniera molto aggressiva anche sui modi in cui produciamo le cose e eroghiamo e produciamo servizi. Quindi siamo di fronte a un salto e a un cambiamento, ci siamo dentro, lo stiamo vivendo, quindi magari è meno evidente di quelli passati perché li si vede con una certa distanza, ma ciò non significa che sia meno impattante. L'Università di Oxford, per darvi un'idea, ha stimato che nei soli Stati Uniti la cosiddetta quarta rivoluzione industriale mette a rischio, secondo me più che a rischio, forse sarebbe più opportuno parlare di cambiamento, il 50% dei lavori esistenti, dei posti di lavoro esistenti. Fatto 100, i 150 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti, parliamo di 75 milioni di persone. In Cina 77% dei posti di lavoro. Beh, siamo di fronte veramente a una rivoluzione per il livello di impatto e di capillarità che questa trasformazione avrà e sta in realtà avendo. E questo impatta in primo luogo le persone, non è solo una questione di come si producono le cose o come si erogano i servizi, perché dietro alle tecnologie, alle soluzioni tecnologiche, ai modi di produrre ci vogliono persone in grado di governare questi processi. E questo piano Industria 4.0 nasce appunto da questa consapevolezza. Il MISE si è occupato della parte, diciamo, di adozione, promozione, diffusione di queste soluzioni all'interno del sistema industriale, mentre la nostra parte, quella del MIUR, è quella di cercare di capire come preparare persone che siano in grado di governare questi processi e che quindi, piuttosto che subirli, siano in grado di gestirli. Questo piano è articolato sostanzialmente la parte nostra, quella dei fattori abilitanti, è articolata su 2 blocchi. Da un lato le competenze, ma dall'altro anche la ricerca di nuove soluzioni. Il MIUR ha dentro sicuramente l'istruzione, l'università, ma anche la ricerca. Quindi non solo le competenze che servono per gestire questi processi, ma la ricerca di quelle che saranno le nuove soluzioni che nel futuro riguarderanno questi processi. Il piano sulle competenze. Chi tocca? Beh, visto che questa rivoluzione tocca a tutti, abbiamo detto cerchiamo di lavorare su tutti i livelli dell'istruzione, quindi siamo partiti dalla scuola, ma anche il terzo ciclo, con gli ITS e con l'università, e poi la ricerca. Sulla scuola, questo è un piano che, per darvi un'idea, cuba circa 900 milioni di euro. Sono abbastanza? Sicuramente no, però è un ottimo inizio. E in più è sicuramente un ottimo inizio perché mette a sistema le diverse azioni che il Ministero ha avviato negli ultimi anni. Sulla scuola, ad esempio, c'è un piano nazionale scuola digitale che citava Carmela prima, che è un progetto ambizioso, un progetto da 1 miliardo che non solo punta a dare alle scuole le infrastrutture, quindi dal wireless ai laboratori tecnologici, eccetera, ma soprattutto le competenze che vanno ai docenti e poi dai docenti agli studenti. Avere il massimo dei laboratori territoriali o degli atelier creativi e poi non saperli usare sarebbe un vero peccato.
Per darvi un'idea di cosa stiamo facendo sulle competenze, l'ha già citato Carmela, l'ora di coding obbligatoria nelle scuole primarie, ma abbiamo anche gli atelier creativi dove gli studenti potranno sperimentare le soluzioni di robotica. Ne abbiamo visto alcune soluzioni questa mattina girando per gli stand, vedo il professor Marvaso in fondo che si nasconde, però braccia meccaniche da tutte le parti che si muovono. Questo è la robotica e questo è quello che stiamo cercando di diffondere tra gli studenti. Scuola e poi c'è il terzo ciclo. Parlo di terzo ciclo volontariamente perché di solito si tende ad assimilarlo con l'università e qui vengo anche agli ITS. Sull'università stiamo facendo tutto un lavoro di integrazione, di rafforzamento dell'offerta formativa, non tanto per creare degli esperti in Industria 4.0, anche perché Industria 4.0 è un'etichetta, qualcosa che ci serve per semplificare un fenomeno complesso che è costituito da tante cose molto diverse, c'è dai big data all'additive manufacturing, alla sensoristica, all'Internet of Things, tutte cose diverse. Il nostro obiettivo non è tanto dare o creare specialisti, certo, per quello ci sarà tempo e c'è tempo all'interno delle università, e in realtà alcune università lo stanno già facendo, quindi non è che dobbiamo inventare o stravolgere il sistema completo. L'obiettivo però è cercare di creare uno zoccolo duro, uno standard di competenze digitali che ci permettano di innanzitutto interpretare quello che ci sta intorno e poi anche di governarlo. Perché gli ITS sono importanti e che cosa prevede il piano Industria 4.0 per gli ITS? L'ambizione sarebbe quella di riuscire a creare il 50% di posti per studenti in più, quindi fatti oggi circa 5.600 gli studenti degli ITS, noi avevamo previsto circa 3.300 nuove posizioni. Ci stiamo lavorando, speriamo di riuscire a portare la misura a casa perché crediamo che da questo punto di vista gli ITS siano una leva strategica, per due ragioni. Da un lato perché nascono dalla commistione della scuola e delle aziende e visto che questo è un processo che riguarda entrambi, se nascono dei percorsi già insieme abbiamo fatto metà del lavoro, perché le aziende riusciranno a comunicare, quando consapevoli, che cosa gli serve attraverso i corsi degli ITS e preparare persone che abbiano questo tipo di competenze. L'altra misura perché? Perché gli ITS preparano i quadri intermedi delle aziende e quindi non c'è modo migliore che fare la rivoluzione 4.0 che partire da chi poi queste cose le fa concretamente in azienda. Quindi benissimo formare i manager, benissimo formare gli amministratori delegati che siano consapevoli, però se poi non ci sono le persone che trasformano queste concrete opportunità in realtà, allora non si riesce a fare. Come diceva il sottosegretario prima, al Ministero ci stiamo lavorando, stiamo cercando di lavorare sui numeri e sull'accompagnamento, però stiamo lavorando anche per stimolare le iniziative che vengono dall'esterno. Questa è una rivoluzione di sistema, non può essere solo il governo, solo il MIUR che ci lavora, deve essere un lavoro di squadra, se vogliamo. E su questo, ad esempio, abbiamo un'opportunità e un esempio molto concreto di collaborazione che abbiamo realizzato e concretizzato con un accordo con Alta Gamma. Non so se la conoscete, questa associazione dei marchi di alto profilo italiano. C'è dentro da Ferrari macchine a Ferrari Lunelli, quindi gli spumanti, c'è dentro il tessile di alto profilo italiano, da Zegna a Ferragamo, eccetera. Con Alta Gamma abbiamo lavorato su un modello di ITS molto ambizioso che sfornerà circa 900 studenti all'anno, che è focalizzato sui temi dell'alimentare, della moda, dell'arredo e della gioielleria e che porterà l'esperienza anche di quello che si sente tanto parlare, ovvero del Made in Italy, all'interno della formazione, cioè all'interno degli ITS. Questi sono tutti passi che ci portano nella giusta direzione, probabilmente da soli e singolarmente non sono sufficienti, però crediamo di aver avviato un percorso che ci porta nella direzione giusta. Io mi permetterei veramente di andare ancora più a fondo perché guardate le cose che sono state dette sono molto importanti. Faccio solo una domanda perché quando noi vediamo questi robot che in 11 secondi ispezionano la qualità geometrica di un motore sostituendo il controllo diciamo visivo tradizionale che
non so, forse 2 ore è un po' troppo, però insomma sicuramente più di 11 secondi. Quando noi vediamo queste macchine così capaci di sostituire il lavoro dell'uomo in tempi così rapidi, ci assale un altro dubbio, che oltre a formare i nostri giovani agli ITS bisognerà dare una mano a chi magari è già nel mondo del lavoro. Ecco, questo piano, una domanda che faccio, ma dentro questi 900 milioni di cui si è parlato prima, c'è anche un pensiero, uno spazio, una riflessione sulla riqualificazione, oppure per ora sono capitoli distinti? È una domanda, approfitto di questo mio ruolo. No, questo è assolutamente un punto molto rilevante, no? Lo si diceva prima, per il tipo di impatto che ha questa rivoluzione sui posti di lavoro esistenti. Questo piano lavora molto sulle prossime generazioni, le persone che entreranno nel mondo del lavoro da qui ai prossimi anni, però non ignoriamo che c'è tutta un'altra parte della popolazione che deve sviluppare questo tipo di competenze. Ci stiamo lavorando e speriamo di avere a breve un piano anche su questo. No, credo che sia importante, perché altrimenti, voi capite, a fronte di grandi aspettative poi si consolidano anche grandi paure. Oscar Pasquale ha fatto un passaggio interessante, ha detto ci interessa formare quadri intermedi, tecnici, di un mondo che ovviamente ha manager, ha imprenditori. Il riferimento immediato è le medie e grandi imprese a cui noi di solito pensiamo nelle aule delle università. Io insegno ai giovani, ai miei ragazzi, che spesso vanno a finire in molte di queste medie imprese che oggi occupano un pezzo importante del nostro Made in Italy. Ma non sono solo quelle le imprese che fanno l'economia italiana, anzi spesso sono imprese più piccole, spesso sono piccoli imprenditori che magari hanno una buona idea, vogliono mettersi in proprio per diventare protagonisti di un'economia in cui un prodotto nuovo, un percorso nuovo può diventare una bella impresa, magari crescere, diventare una realtà importante. Allora, per completare i punti di vista, approfittiamo della presenza di Paolo Manfredi, che è anche autore di un libro proprio sul digitale nelle imprese più piccole, un libro che ci ricorda quanto oggi sia diffuso il digitale, non solo nella comunicazione, nel commercio elettronico, con tutti i limiti ovviamente, però con un sacco anche di buone pratiche, ma quanto sia diffuso oggi il digitale anche nella manifattura di tante realtà più piccole che oggi sono chiamate anche loro a fare un salto di qualità. A Manfredi chiedo non solo di darci una sua lettura del fenomeno, ma anche di completare questo ragionamento portando il punto di vista di un'associazione di categoria. Manfredi è responsabile digitale per Confartigianato, un'associazione di categoria che oggi è chiamata a ripensare il proprio ruolo, la propria missione, proprio di fronte a queste grandi sfide che abbiamo di fronte. Paolo, so che il compito è ingrato, ma ti tocca. Grazie, spero di essere all'altezza del compito e di non essere troppo disorganico, perché per cercare di essere all'altezza del compito dirò, mi sono appuntato un po' di cose che ci tenevo a dire. Parto con il cappello istituzionale, cioè di Confartigianato, come si pone Confartigianato rispetto agli ITS. Lo vorrei sostanziare in una formula: gli ITS sono buoni ma pochi, invece che pochi ma buoni, nel senso che sicuramente, come dire, quella è una direzione importante. Noi siamo presenti, anche noi siamo pochi, perché sono andato un po' a scartabellare. Confartigianato è presente in 8 fondazioni sull'80, 90 di cui si parlava prima. Ovviamente sono le fondazioni, Confartigianato è presente nelle sue articolazioni territoriali, nei suoi enti di formazione, in quelle fondazioni in qualche modo afferenti a, si sarebbe detto, distretti produttivi, comunque realtà produttive molto dense, dove è anche molto chiaro l'obiettivo e anche molto chiaro il ruolo, e dunque anche molto più semplice per noi, perché questa cosa è complessa. Ecco, se posso dire,
lato Miur mi si consente una provocazione, c'è forse un po' troppa aspettativa rispetto a quello che il mondo delle imprese è in grado di vedere, in grado di fare in questo passaggio. Questo è un passaggio nel quale siamo tutti, come dire, andiamo tutti un pochino a tentoni, per cui dovremmo dire, almeno cercare di dire con Montale quello che non siamo e quello che non vogliamo, quello che saremo e quello che arriverà, ci arriveremo in un po' di tempo. Questo per dire che è un processo che stiamo ricostruendo. Non aspettatevi troppo da noi, è un lavoro che dobbiamo fare insieme, perché noi ci capiamo non molto più di voi. Abbiamo la differenza, come dire, che il nostro è learning by doing, nel senso che l'impresa poi ha questo costante misurarsi col mercato, per cui ha un'idea un po' più chiara, un po' più urgente delle necessità, molta meno delle soluzioni. La dobbiamo ricostruire. Per cui ITS buoni ma pochi. C'è un problema, io dico che noi l'impostazione gentiliana ce l'abbiamo in testa, ce l'abbiamo nelle famiglie, per cui c'è un problema del fatto che evidentemente che questa sia una soluzione funzionante dal punto di vista occupazionale, perché poi i risultati sono eccellenti. Io mi permetto di dire dal punto di vista etico e dal punto di vista di creare delle assicurazioni sulla vita, sul nostro sistema produttivo, questo evidentemente non è ancora passato. Cioè, noi abbiamo un problema di diffidenza rispetto al fare impresa, che viene sempre meno, diffidenza rispetto al fare impresa artigiana, anche questo sta venendo meno, ma ci sono ancora grandissime resistenze. Ovviamente ci si aspetta, ed è abbastanza normale che ci sia una sorta di diffidenza anche rispetto a questa cosa. Io nel mio libro ho detto è molto meglio fare l'artigiano che il praticante avvocato. Prima, mentre passavo, c'era uno che spiegava, dati alla mano, che un tecnico specializzato guadagna circa il doppio di un avvocato in un ciclo quarantennale di lavoro. Ecco che allora questa cosa, che comincia a essere abbastanza evidente e abbastanza plasticamente chiara, deve uscire, cioè questa cosa deve essere oggetto di comunicazione. Di nuovo, noi dobbiamo raccontare, lo stiamo facendo, ma dobbiamo farlo ancora con maggiore vigore, come dire, che questo è il futuro, che qui dentro c'è la possibilità di avere ancora un sistema produttivo a misura d'uomo. Si è detto molto bene di Industria 4.0, l'Industria 4.0 appunto è ancora un grosso punto di domanda. All'interno di questo punto di domanda c'è un sistema di opportunità per la nostra manifattura, per cui servono straordinariamente le figure che vengono formate. Ci sono dei rischi molto forti, perché Industria 4.0 è anche Foxconn, che in Cina decide dalla sera alla mattina di lasciare fuori 60.000 operai perché arrivano i robot e perché conviene di più produrre con i robot. Ecco, su questa cosa noi saremo attrezzati a gestire questa cosa, cioè queste tecnologie digitali sulla standardizzazione sono intimamente labor saving. È inutile, posso raccontare tutto quello che vogliono, ma sui servizi e sulla manifattura standard serviranno meno operai, serviranno meno impiegati. Se Foxconn è qualcosa di troppo lontano, e anche meno avvocati, c'è già in Italia, forse anche meno politici e professionisti. non solo, ma ci sono già in Italia studi legali, non lo dicono perché non è elegante, che hanno già sostituito praticanti e avvocati con delle piattaforme, perché se io devo fare contrattualistica ho bisogno di fare 20 ore a scartabellare codici, lo può tranquillamente fare un software. Allora, ci sono questi rischi. L'assicurazione sulla vita è di avere un sistema della produzione non standard, cioè della produzione made in Italy, quello che
la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati nella sua ricerca su Industria 4.0 chiama le produzioni culturalmente dense che ci devono contraddistinguere, che sono da un lato meno standardizzabili e dunque meno replicabili e dall'altro stanno avendo degli ottimi successi in termini di mercato. È ovvio che questa cosa ha bisogno di essere sostanziata dal punto di vista delle competenze. Allora, io credo, forse ho una lettura un po' eterodossa, allora, io credo che Industria 4.0 funzionerà se sarà un grandissimo e rivoluzionario programma di riqualificazione delle competenze e di education del nostro sistema produttivo. Arrivo a dire che il superammortamento è un di cui. Il superammortamento è un di cui perché il superammortamento ovviamente serve ovviamente serve al sistema, ma se noi non sappiamo che cosa farcene delle macchine, non ha molto senso investire, diventa un'altra cosa, diventa un meraviglioso monopolo finanziario per cui io investo, risparmio qualcosa fiscalmente, ma poi non so cosa farmi delle macchine e questa cosa non è fantascienza. Io settimana scorsa ero a Terni a visitare una bellissima azienda artigiana di un altro settore che insieme alla gioielleria di cui parlava il professor Micelli è un settore completamente stravolto dalla manifattura digitale, che è il settore del dentale, il che i proprietari di questa azienda mi dicevano: noi facciamo delle cose straordinarie, abbiamo già investito, non abbiamo aspettato superammortamento a investire, peccato che non troviamo i tecnici. Loro hanno un capitale di macchine di 400.000 euro, lavorano completamente in AutoCAD, dicono che se i dentisti imparassero a fare la scansione in bocca potrebbero di fatto lavorare in tutto il mondo, peccato che hanno un tecnico solo che è in grado di utilizzare questo sistema avendo competenze di odontotecnica. Però, Paolo, approfitto, scusa Carmela, e c'è un tema che però, siccome poi qui abbiamo tante persone e ognuno di noi ha un retropensiero mentre ascolta queste cose, uno dice, mentre prima quando parlava Oscar Pasquali facendo riferimento esplicito alla capacità di medie e grandi imprese di assumere questi profili, di farsi carico dei costi anche di qualificazione professionale dei giovani, uno dei retropensieri che noi abbiamo sempre quando parliamo di piccola impresa, lo dico perché vengo dall'università ed è un ritornello che sentiamo spesso, è che poi le piccole imprese non assumono volentieri dei giovani che hanno studiato e che hanno investito. Allora, proviamo a smarcare questo passaggio perché è un passaggio delicato, cioè oggi qui ci sono dei ragazzi di 20 anni, si possono candidare oggi in tante piccolissime imprese con la possibilità verosimile non solo di essere assunti ma anche di intraprendere un percorso in quelle realtà che magari sono meno note ma che concorrono alla qualità del Made in Italy. So che è spinosa la domanda, però diciamoci un po' di... Allora, le piccole imprese hanno... Allora, la giro così. Noi stiamo vedendo delle piccole imprese, anche molto piccole, che hanno capito questo gioco, questo sistema di opportunità che apre Industria 4.0, perché noi stiamo parlando di nuovo di un sistema di opportunità. Si sono fatte strada nella nebbia, hanno capito e stanno volando. Allora, queste piccole imprese che stanno volando, dove volando significa che abbiamo imprese che fanno i divani e fatturano l'80% del loro fatturato annuo grazie al digitale e vengono citate dall'amministratore delegato di Google come delle best practice e sono aziende assolutamente artigiane di terza generazione che stanno in un distretto che dove non ha attecchito il digitale soffre da morire. Loro hanno capito qualcosa e loro hanno bisogno di tecnici, hanno bisogno di comunicatori, hanno bisogno di gente che utilizzi il digitale.
Allora, il take off è assolutamente possibile, lo stiamo vedendo e cominciamo a vederlo anche nei numeri, non solo negli aneddoti. Il problema è quante aziende noi portiamo sulla rampa di lancio. Allora, questa è la scommessa, che è una scommessa che, ripeto, non è una scommessa, cioè non è un problema dei piccoli, non è un problema di chi rappresenta gli artigiani, questo è un problema del paese, nel senso che se il 99,4% delle imprese è sotto i 50 dipendenti, nonostante nonostante la crisi di 7 anni, nonostante tutti i tentativi di dire la piccola impresa è il disastro di questo paese, noi dobbiamo crescere, faremo di tutto per deforestarli, sono sempre lì e meno male che ci sono. Allora, se noi vogliamo che i superammortamenti funzionino, che gli ITS funzionino, dobbiamo porci questo problema. Come ce lo poniamo? Ovviamente potenziando, io sono molto contento e molto interessato su quest'idea di una rivoluzione permanente del vocational educational training. Altro tema che non è lontano da questo, anche se non solo di education si parla, cioè, è il tema dell'ultimo miglio. Nel programma Industria 4.0 ci sono due pilastri sul knowledge, c'è un pilastro molto alto che è quello dei competence center, che è quello delle università, c'è un pilastro che è l'equivalente, diciamo, in termini di servizi degli ITS, che sono i Digital Innovation Hub. Ecco, allora noi dovremmo probabilmente porci il problema, o meglio affrontare l'opportunità di farli lavorare insieme e fare un grosso investimento sulla costruzione dell'ultimo miglio, perché questa è veramente la nostra assicurazione sulla vita, perché il problema, e vengo a quello che diceva il dottor Pasquali, è giusto e fondamentale che il Ministero dell'Istruzione guardi alle prossime generazioni. Non possiamo permetterci di avere una lost generation, cioè una generazione in mezzo che non ha le competenze per andare avanti, perché altrimenti c'è un problema di che cosa noi andiamo a trasmettere alle generazioni successive. Per cui va benissimo, ma poniamoci il problema di questo layer intermedio. Una battuta perché poi Pasquale voleva una replica. Una battuta, noi abbiamo lanciato queste 5 sperimentazioni più una sugli ITS scommettendo su delle realtà consolidate. Chiediamo al sottosegretario se magari riusciamo ad allargare questo panel coinvolgendo magari 2 realtà che ci segnalate voi, più piccole, in modo da far vedere come queste stesse metodologie di design thinking, questo modello che stiamo mettendo a punto, può diventare interessante e spendibile anche su realtà di dimensioni minori, magari ne parliamo dopo. No, perché bisogna essere abbastanza concreti in questa vicenda e dare l'idea fin da subito che abbiamo in mente un orizzonte, uno scenario completo. Pasquale voleva una replica. No, non repliche, integrazioni. No, sui competence center mi fa molto piacere perché mi dà forse l'opportunità di spiegare un po' meglio che cosa sono, perché se ne è parlato tanto sui giornali, eccetera, però forse non è passato e secondo me è vero che si posizionano sulla fascia alta, ma non solo. Cosa sono i competence center? Sono degli spazi, dei laboratori dove fornitori di tecnologia, di soluzioni, Industria 4.0, collaborano con gli utilizzatori di queste soluzioni, con il supporto di università e centri di ricerca. In buona sostanza, nel momento numero 1, sono degli showroom dove porteremo i piccoli e medi imprenditori, le piccole e medie imprese a vedere qual è l'impatto delle soluzioni di Industria 4.0 su determinati tipi di processi produttivi. In una fase 2 queste aziende potranno addirittura sperimentare che cosa significa, qual è l'impatto di queste soluzioni sui loro sistemi produttivi, sempre coadiuvati. In un terzo momento, che noi ci auspichiamo avvenga, invece possono diventare dei laboratori in cui nascono nuove soluzioni, perché dalla sperimentazione tra fornitori e utilizzatori su problematiche che non sono ancora state affrontate possono nascere nuove soluzioni. Sul
l'economia sempre più basata sulla conoscenza. Sono d'accordo, c'è tantissimo da fare, però ci sono dei segnali di cambiamento. L'anno scorso il Ministero ha condotto un pilota sui dottorati industriali. I dottorati industriali sono una delle nuove forme innovative di dottorato. Dottorati che nascono insieme con percorsi congiunti università e impresa. Quindi il dottore di ricerca non solo farà una parte all'interno dell'università, ma anche all'interno dell'impresa. Questo perché? Perché noi crediamo che intanto il dottorato non deve essere esclusivamente solo il primo step di una carriera accademica, ma deve essere il primo step della diffusione della conoscenza all'interno della società e quindi anche del sistema produttivo. Questo è quello che succede negli altri paesi, non tutti i dottori di ricerca diventano professori universitari. Molti fanno proprie aziende o entrano in altre aziende dove fanno ricerca e sviluppo o si occupano di cose molto specifiche. Per venire al punto, questo pilota metteva a disposizione 137 borse di dottorato. Abbiamo avuto 10.000 candidature da parte degli studenti. Bene, questo sinceramente non mi stupiva molto, anche se il numero è significativo. Quello che mi ha stupito è stata la domanda delle imprese che si sono candidate a fare da hosting institution. 1.000 imprese si sono candidate e di queste una buona parte, non vi so dire la percentuale, ma molte erano piccole e medie imprese. Di queste 1.500 si sono qualificate, questo per 137 borse di dottorato. Il Programma Nazionale per la Ricerca è stato approvato lo scorso 1° maggio, ha tra i suoi capisaldi lo sviluppo del capitale umano. 42% delle risorse, 1 miliardo è dedicato al capitale umano, 395 milioni sono dedicati ai dottorati innovativi. Di questi una buona parte saranno dottorati industriali. È un punto d'inizio, non è sicuramente la soluzione finale o non siamo arrivati a obiettivo, però forse le cose stanno cambiando. Sul terzo punto, quello di non lasciare indietro nessuno, siamo assolutamente d'accordo, questo è un lavoro di squadra che va fatto, e dico di squadra perché non è solo il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a occuparsene, ma anche il Ministero del Lavoro. Bisogna capire come affrontare il problema, ci stiamo lavorando, speriamo di riuscire a trovare delle soluzioni il più possibili efficaci. Bene, con questa nota inclusiva chiudiamo questa prima parte del panel. Io ringrazierei Carmela Palumbo, Pasquali e Manfredi per le loro testimonianze, invece chiamerei nella seconda sezione coloro che testimonieranno di queste sperimentazioni. Allora chiederei di salire a Filippo Di Gregorio di Dallara, a Paola Perabò di Danieli, a Maddalena Suriani dell'ITS Maker Bologna e a Giorgio Spanevello dell'ITS Meccatronico. Intanto che prendono posizione dico che forse avremo, credo che sia così, anche nel nord-est, parlo per chi viene dal Veneto, dal Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, ci sarà un competence center anche nel nord-est, dopo ampio e vivace dibattito, e dovrebbe avere la sua collocazione naturale, il suo baricentro nell'Università di Padova. Questa showroom di cui parlava Pasquali dovrebbe essere all'Università di Padova. Lo dico perché questo magari interessa meno a chi non viene dal nord-est, ma è stato uno dei pochi casi in cui ben 9 università sono riuscite a fare uno sforzo di convergenza per promuovere un progetto unitario, mettendo da parte, lasciatemelo dire, quello spirito di campanile che tanto rugge nei nostri cuori e che ogni tanto però diventa ostacolo alla cooperazione e alla promozione di progetti innovativi. In questo caso ci sarà appunto questo competence center, e questo competence center si incardinerà a Padova, ma portando insieme tutte le principali realtà innovative di tutto il nord-est. Bene, ci siamo, io seguo l'ordine e chiedo due aziende che sono state protagoniste a titolo diverso di un percorso di sviluppo di attività con gli ITS. Partirei, per dare priorità al mondo femminile, chiederei a Paola Perabò
che lavora con Danieli, un'importante realtà leader mondiale nella produzione di impianti siderurgici, come responsabile delle risorse umane. Chiederei a Paolo Perabò di spiegarci che cos'è Danieli in 2 battute, perché non è detto che tutti sappiano cos'è Danieli. Chi viene dal nord-est magari un po' di più, ma non è un'azienda, diciamo così, nota al grande pubblico come probabilmente meriterebbe. Poi ci piacerebbe capire che cosa ha fatto con l'ITS, con il Marignani, un'importante istituzione udinese con la quale Danieli ha collaborato nel corso degli ultimi anni. Paola, a te la parola. Grazie professor Micelli. Sì, Danieli è un'azienda internazionale, noi abbiamo 102 anni di storia, nasciamo in quei di Udine, operiamo nel mondo della siderurgia, l'azienda realizza macchine e impianti per la siderurgia, siamo 10.000 dipendenti nel mondo, 6.000 in Italia. Che dire, siamo in 3 nel mondo che operiamo nella stessa gamma di produzione e quindi potete comprendere come la concorrenza tra di noi sia piuttosto elevata. Faccio questa affermazione per spiegare poi che la rivoluzione della fabbrica 4.0 ci vede assolutamente protagonisti, nel senso che se vogliamo restare nei mercati che stiamo evidentemente coprendo, dobbiamo necessariamente procedere con la digitalizzazione di inizialmente parte di processi e poi via via evidentemente processi complessi e completi. Danieli è entrata nell'ITS sin dalle sue origini e il presidente, ingegner Gianpietro Benedetti, è anche presidente della fondazione ITS Malignani. Ecco, se riusciamo farei andare, se possibile, dalla regia un brevissimo filmato emozionale relativo all'ITS Malignani, che in realtà noi chiamiamo MITS. Quando la regia è pronta può andare tranquillamente anche sulle mie parole. E siamo, come dicevo, sin dalle origini. Uno degli obiettivi che il Presidente ha posto a noi sin dall'inizio è dobbiamo questi sono impianti Vergella. Qui invece siamo nell'ambito aeronautico, sono i 2 percorsi meccatronico e aeronautico, sono i 2 percorsi col quale il MITS è partito. Ecco, era un piccolissimo assaggio di
quali sono i nostri primi due percorsi, uno relativo al meccatronico e l'altro al manutentore per il settore aeronautico. Dicevo, il Presidente sin dall'inizio ci ha posto un grosso obiettivo, nel senso che, parlando di numeri, nella parte che mi ha preceduto evidentemente è stato affrontato anche questo argomento, per essere massa critica dice dovete avere 200 giovani all'anno che entrano nel percorso. Ecco, noi siamo partiti un po' da lontano, devo dire, perché avendo due percorsi evidentemente abbiamo mediamente 50 ragazzi, e devo dire però che da quest'anno siamo molto contenti perché data la flessibilità, data anche la responsabilità di una third mission che come ITS ci sentiamo, quindi in questo momento ho messo anche il cappello dell'ITS, siamo partiti con altri due percorsi, uno per il legno arredo e l'altro per il meccatronico curvato al settore dell'agricoltura. Quindi stiamo portando avanti questa task dei 200 giovani all'anno. Quest'anno siamo arrivati a 100, quindi nei 2 anni insomma saremo a 200 e comunque insomma il nostro impegno è assolutamente di osservazione delle esigenze del territorio e delle aziende del territorio e quindi soddisfazione delle loro richieste. Torno a Danieli. Sin dall'inizio noi abbiamo creduto in questa iniziativa, mediamente abbiamo ospitato 20 giovani all'anno in esperienze di stage e tirocinio, quindi arriviamo a 90-100 persone in questi 5 anni e di questi 32 sono stati assunti. 32 giovani che mediamente hanno visto occupare posizioni di ufficio tecnico, 18 di essi, uffici tecnici commerciali 3 di essi, centro ricerche 5 di essi, project management 2 e tecnici d'officina 3. Qualità 1. Arriviamo ai famosi 32, ma la cosa che mi interessava esprimere è la soddisfazione per le loro valutazioni, cioè sto parlando di esperienze ormai di 3, 4, 5 anni in cui il 44% di questi giovani hanno ottenuto valutazioni eccellenti, quindi che cosa significa? Che il percorso indubbiamente è servito a far crescere le loro competenze, non solo da un punto di vista tecnico, anche da un punto di vista soft skill. Difatti questo argomento è molto, sta molto a cuore al nostro Presidente, poiché noi nordestini sappiamo fare molto bene le cose, sappiamo presentarci un po' meno bene e quindi il discorso soft skill anche su questi percorsi viene assolutamente affrontato e viene implementato. In questo momento vi parlo come responsabile dell'Academy, Danieli ha una Danieli Academy e devo dire che il 52% delle nostre ore, 28.000 nell'anno scorso, sono state di soft skill, quindi non lavoriamo solo con i giovani, dobbiamo necessariamente lavorare anche con quelli che sono già dentro nel sistema produttivo e quindi queste linee guida che sono uscite da parte vostra precedentemente sono necessariamente quello che le aziende vivono oggi in concreto. Quindi tornando a noi, il 44% di essi sono eccellenti, il 31% buoni, 3 adeguati e il 22% devono ancora essere valutati. La cosa che mi interessa portare a vostra conoscenza è il fatto della flessibilità che l'ITS consente, poiché, come dicevo prima, l'azienda deve necessariamente lavorare, intervenire e in fretta, quindi il fattore velocità è molto importante per il vantaggio competitivo, sul discorso Fabbrica 4.0. Dall'anno scorso abbiamo cominciato a ragionare con il responsabile didattico dei percorsi ITS per cominciare ad introdurre già da quest'anno, cosa che abbiamo fatto, delle discipline attinenti evidentemente la Fabbrica 4.0. Quindi siamo andati ad aumentare le ore globali del percorso dell'ITS, abbiamo diminuito alcune ore di meccanica a vantaggio di fabbrica automatica, robotica, programmazione C, HTML, Java e via dicendo. Oltre a questo, grazie ad un progetto speciale di cui brevemente vi parlerà Yannis, abbiamo iniziato a lavorare anche sui docenti e sui laboratori. Yannis è giusto perché non era nel programma, ma noi non solo la volevamo, ma siamo felicissimi di averla,
è la responsabile del Marignani, dell'ITS Marignani, che da anni collabora proprio con Danieli. Grazie. Si è detto prima, si è sottolineato come elemento fondamentale vincente degli ITS la flessibilità, e questo credo che sia un dato comune a tutti i nostri percorsi ITS. Ma l'altro elemento che a mio parere è importante ed è un elemento proprio di vocazionale del nostro ITS è come diffondere nel territorio, in particolare penso alle scuole secondarie di secondo grado e ai docenti che operano in esse, le conquiste che noi stiamo facendo. Quindi da 2 anni, grazie a dei bandi messi a disposizione dalla Regione, noi abbiamo attivato dei percorsi di conoscenza, monitoraggio delle esigenze del mondo della scuola, in modo particolare cercando di cogliere gli aspetti relativi alla meccatronica anche in termini di stereotipi e di preconoscenze. Quest'anno, partendo quindi dai risultati ottenuti, vogliamo formare circa 25-30 docenti di scuole secondarie di secondo grado del settore meccanico, automazione, con una giornata intensiva presso un centro esemplare a livello nazionale, la Lean Experiment Factory, che è un centro all'interno del quale le persone, i soggetti, sia provenienti dal mondo dell'industria che provenienti dal mondo della scuola, possono sperimentare effettivamente e concretamente la trasformazione 4.0. Quindi una giornata intensiva. Stiamo organizzando con il supporto dell'Università di Udine, ma anche di altri enti, gli stessi consorzi e associazioni di categoria della nostra regione, e poi formazione per complessivamente circa 300 studenti, formazione di una giornata intera, ma la cosa più interessante, e qui è la nostra sfida, la possibilità di applicare le conoscenze tecniche organizzative della Lean Manufacturing in modo tale da poter presentare al termine dell'anno, quindi in tempi estremamente brevi, le loro riflessioni e i loro prodotti. Questo significa, e questa è la nostra sfida, sollecitare il mondo della scuola a confrontarsi in tempi molto rapidi, prima che quel percorso iniziato dal Ministero possa dare i suoi frutti. Ecco, una battuta solo perché poi magari è interessante vedere come anche i nostri amici bolognesi hanno interpretato questo ruolo. Voi avete citato più volte il rapporto con l'università. Ecco, non è un rapporto, mi pare, di concorrenza, ma piuttosto un rapporto di collaborazione. Quali sono le specificità e quali sono anche le distanze fra questi due mondi? Magari Yannis una parola su questo prima di... Sì, sicuramente l'università ha accettato la sfida di una collaborazione. L'ha accettata per confrontare i propri programmi, la propria offerta formativa, e noi al momento abbiamo come ITS del Malignani il riconoscimento di 51 crediti formativi. Questo significa Quindi che... non è la guerra dei mondi, dai. Non è la guerra dei mondi, questo significa un dato molto interessante in termini di long life learning. 4-5 studenti inseriti nel mondo del lavoro, trovata una loro collocazione, hanno deciso di riprendere, utilizzando quei crediti formativi, il percorso formativo verso la laurea triennale. Quindi è un percorso virtuoso di collaborazione continua e costante, che si è anche espressa fino ad oggi in una scelta di campi di intervento alla luce delle nuove prospettive anche delle lauree triennali professionalizzanti. Mi permetto forse allargandomi, ecco, credo che sia importante la collaborazione, ma sia importante una collaborazione virtuosa che non porti a sovrapposizioni, ma che permetta a tutti di esprimere al meglio le proprie conoscenze, competenze ed esperienze maturate. Grazie. Grazie. Da un'azienda prestigiosissima, anche se forse poco nota al grande pubblico come Danieli, a un'altra azienda prestigiosissima, anche quella forse ancora poco nota al grande pubblico nonostante i risultati
straordinari acquisiti in questi anni. Cambiamo regione, ci muoviamo verso l'Emilia Romagna, Parma, Bologna. Chiederei a Filippo Di Gregorio di raccontarci un po' chi è Dallara e in che modo Dallara oggi incrocia il fenomeno 4.0, per lasciare invece a Maddalena Suriani il compito di spiegare in che modo l'ITS Maker, la parola qui magari ci ritorniamo sulla parola Maker, contribuisce allo sviluppo di queste nuove competenze. Dico ai ragazzi, specialmente ai giovani, Dallara merita la vostra assoluta attenzione, non che le macchine, però qui stiamo parlando di un mondo piacevole. Ecco, cercheremo di renderla anche interessante questa presentazione, intanto dicendo che cosa facciamo. Dallara è un'azienda storica presente in provincia di Parma dal 1972, che opera nel campo delle corse, mondo delle corse, delle vetture. Azienda fondata dall'ingegner Dallara dopo che aveva lavorato nelle principali aziende italiane, Ferrari, Maserati, Lamborghini e De Tomaso. Che cosa facciamo? Ci occupiamo di tutta quella che è la parte fredda della macchina, quindi telai, superfici di carrozzerie, sospensioni, sistemi, cooling, raffreddamento. Non facciamo motori, non facciamo elettronica. In questo senso siamo il più grande costruttore al mondo di vetture da competizione, ci sono circa 350 macchine a marchio Dallara che corrono nelle piste di tutto il mondo ogni weekend di gara. Abbiamo tutte le vetture che corrono nel campionato GP2, che è la formula propedeutica alla Formula 1, tutte le vetture GP3, il 95% del mercato mondiale delle Formula 3, tutte le vetture Formula Electric, non so se qualcuno di voi avrà visto quel campionato, le realizziamo noi, tutte le vetture che corrono nel campionato americano IndyCar, la gara più famosa è la 500 miglia di Indianapolis, eccetera, eccetera, eccetera. E ci occupiamo di progettarle, costruirle e svilupparle. Come dicevo prima, non abbiamo competenze sui motori, non abbiamo competenze sull'elettronica, ma sulla parte fredda della vettura siamo allo stato dell'arte e ce lo riconoscono anche i nostri clienti. Questo perché? Perché un 50% del nostro business è dato dal prodotto Dallara e un altro 50% è dato dal prodotto cliente. Cliente per noi vuol dire Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maserati, Bugatti, Toyota, Audi. Questi sono i nostri clienti. Chiaramente per prodotti o del mondo delle corse o le cosiddette supercar, quindi macchine altamente prestazionali. Come dicevamo prima, però non sappiamo fare tutto e ci siamo specializzati su 3 cose: capacità di progettare le vetture utilizzando i materiali compositi, sviluppo aerodinamico delle vetture sia tramite gallerie del vento sia tramite l'aerodinamica simulata al computer, e capacità di sviluppare la dinamica veicolo delle macchine sia tramite supercomputer sia tramite simulatori di guida professionali. L'azienda si è evoluta molto negli ultimi anni, si è evoluta molto vuol dire che nel momento peggiore della crisi, dal 2007, sostanzialmente poi non è una crisi, è un cambiamento epocale, prima lo capiamo meglio è, dal 2007 ad oggi l'azienda è passata da 100 persone a 600, quindi abbiamo sestuplicato il numero dei dipendenti, abbiamo più che triplicato i fatturati e chiaramente abbiamo avuto bisogno di ricorrere a manodopera sempre più specializzata, perché non ci siamo ingranditi, non abbiamo avuto uno sviluppo su attività generiche o generaliste, ma su attività ad alto valore aggiunto molto specialistiche e molto tecniche. E quindi abbiamo iniziato a lavorare insieme a tutti gli attori del territorio, perché da soli non si va da nessuna parte. E la nostra competitività sui mercati internazionali, posto che noi esportiamo per il 96% all'estero, circa un terzo negli Stati Uniti, un terzo in Germania, un terzo al resto del mondo, solo il 4-5% del nostro fatturato lo facciamo in Italia. Come dicevo appunto, la nostra concezione di competitività sui mercati internazionali la possiamo portare avanti se e solo se siamo in un territorio competitivo, e il territorio non è fatto solo dalla Dallara, ma è fatto dai nostri fornitori, è fatto dai nostri clienti, è fatto dalle scuole, è fatto dalle università, è fatto dagli enti di formazione, oltre che chiaramente dalla pubblica amministrazione. E quindi abbiamo iniziato a dire, beh, anziché lamentarci di quello che ci manca, cerchiamo di capire che cosa possiamo mettere a disposizione noi al nostro territorio per lavorare insieme in questa direzione. E in questo momento stiamo lavorando dalle attività di orientamento che facciamo con i ragazzi delle scuole medie fino ai master post laurea fatti con delle società dedicate. E chiaramente il percorso legato alla formazione di tecnici specializzati che escono dagli ITS per noi era fondamentale, quindi ci siamo rivolti alla fondazione ITS Maker, una delle più grandi fondazioni che ci sono in Italia, che ha la capacità tra l'altro di coprire un po' tutta l'area meccanica e meccatronica, proprio perché avevamo l'interesse di formare dei tecnici specializzati sui materiali compositi e sulle tecnologie legate all'additive manufacturing, quindi alle stampanti 3D. E anche qui chiaramente non potevamo farlo da soli, quindi abbiamo insieme alla fondazione ITS Maker costruito una rete, coinvolgendo enti di formazione, coinvolgendo altre imprese, giusto per citarne un paio:
Ducati e Ferrari, e abbiamo costituito a Fornovo, sul nostro territorio, un ITS che desse la possibilità ai ragazzi di specializzarsi sui materiali compositi e sull'additive manufacturing. Entro subito a gamba tesa sul progetto. Tra l'altro siamo partiti lo scorso anno, abbiamo fatto la prima classe lo scorso anno, quest'anno siamo alla seconda annualità della prima classe e poi è partita anche la prima annualità di un'altra classe che ha iniziato alcune settimane fa questo tipo di esperienza. E abbiamo cercato di lavorare anche su un progetto sperimentale che fosse particolarmente interessante e innovativo, posto che l'innovazione sì, noi la possiamo fare con tutte le tecnologie più belle del mondo, ma se non abbiamo le persone che sono in grado di portare avanti questa innovazione non la facciamo. Noi abbiamo probabilmente il simulatore di guida più avanzato al mondo e lo facciamo funzionare grazie a 150 tecnici e ingegneri che sono molto bravi. Io con la mia laurea in filosofia vi posso assicurare che non riesco neanche ad accenderlo, quindi per quanto sia innovativo quel simulatore non serve a niente di per sé. E mi ricollego a quello che si diceva prima sulle persone. Le persone sono veramente fondamentali e quindi abbiamo cercato di fare un progetto che fosse particolarmente innovativo, ma perché? Perché stiamo chiedendo alle persone di ragionare in maniera diversa. Prima si diceva che queste tecnologie potrebbero portare via posti di lavoro, sì è vero, soprattutto se verranno utilizzate per fare le stesse cose che facciamo oggi a basso costo, oppure potrebbero creare nuovi posti di lavoro, se verranno utilizzate in maniera diversa, per fare prodotti diversi, per fare servizi diversi, per pensare a cose nuove. Chi insegna ai tecnici, agli ingegneri che abbiamo oggi in azienda a pensare, a progettare un prodotto in maniera diversa perché ha tecnologie che poi consentono di fare prodotti diversi? Beh, sicuramente con Fondazione ITS Maker stiamo cercando di provare a fare la nostra parte. Ci tengo particolarmente a presentarvi un progetto che avrei voluto presentasse Maddalena, ma Maddalena mi ha dato questa simpatica incombenza. Abbiamo il nostro progetto. Sì. Allora facciamo la premessa. Allora però. facciamo la premessa. La Questo è il premessa la progetto, faccio io, va bene. Grazie Maddalena. No, La facci. premessa la faccio io. Allora, noi siamo stati invitati dal Ministero a partecipare a un progetto sperimentale pilota in cui sono state coinvolte 6 fondazioni, 2 per la meccatronica, 1 è la nostra fondazione, per mettere a punto un progetto legato e che sviluppasse nei nostri ragazzi queste famose benedette competenze per un'industria 4.0. Noi abbiamo aderito con molto entusiasmo. Nel momento in cui il professor Miceli a Roma ci ha incontrato e ci ha parlato di questo progetto, a me mi si è accesa immediatamente una lampadina e ho pensato dall'ARA, perché era l'azienda sicuramente più adatta per fare questo progetto con noi. È un project work che si svilupperà, che ha già cominciato all'interno della seconda annualità del nostro percorso e porterà alla individuazione di un problema, ma adesso lo spiegherà meglio di me Filippo Di Gregorio, una soluzione, una prototipazione, un prodotto che verrà collaudato e esibito. Per poter fare ciò, chiaramente questo dovrà ovviamente andare a sviluppare nei nostri ragazzi quelle famose competenze, quelle conoscenze che peraltro mi viene da dire noi già come ITS già abbiamo sviluppato nei nostri percorsi, perché i nostri percorsi già contengono molte di quelle conoscenze, di quelle competenze. Questo progetto a mio parere ci consente di farle emergere, di sistematizzarle, di modellizzarle, cioè di creare un modello di didattica che fra l'altro deve anche insegnare ai nostri ragazzi anche ad essere, non dico degli innovatori perché questo sarebbe assolutamente forse troppo ambizioso, ma comunque anche in qualche modo a orientarli, a programmarli, a renderli poi capaci nel momento in cui entreranno nelle imprese a sintonizzarsi sulla lunghezza d'onda del processo innovativo delle aziende, a provare a pensare anche in modo diverso, un po' fuori anche dalla scatola, a soluzioni che questo progetto porterà loro e lo faranno collegida l'appoggio di una delle aziende sicuramente più innovative in Italia. Quindi dopo da questo si creerà un modello che dovrà andare anche ad implementare anche delle metodologie didattiche anche un po' nuove e che poi speriamo possa poi, se arriverà a conclusione con successo, essere poi trasferito all'intero sistema. Quindi è stata un'occasione, diciamo, questo progetto per noi estremamente interessante. Vediamo il progetto, dai. A questo punto non so se ci sono le slide. Sì, bene. Giulia. Ok, salterei direttamente la slide sulla mission perché Maddalena ha già detto di che cosa sostanzialmente in che cosa si sostanzia il progetto.
Dallara è una delle aziende partner, ma c'è anche un'altra azienda che si occupa di tecnologie di additive manufacturing, che è BMIT, che è un'azienda che è specializzata nell'additive manufacturing di vari, tra l'altro, tipi di vari tipi di materiali e opera in vari settori. Un'azienda molto innovativa del nostro territorio, poco conosciuta anche lei, insieme anche a Formartis, che è uno studio di progettazione, una società che si occupa di attività di engineering e di simulazioni. L'Università di Parma, che fa già parte peraltro della nostra rete nell'ITS Maker di Fornovo, e questo è l'ultimo tassello, ma non il meno importante, un altro partner per noi fondamentale, un team di ragazzi universitari che fa una macchina da corsa, che partecipa a un campionato che si chiama Formula Student o Formula SAE. È un campionato internazionale in cui i ragazzi dei politecnici di tutto il mondo si sfidano nel progettare e costruire, nel far competere delle vetture da loro costruite. Ci sono eventi internazionali molto importanti, quelli europei più importanti si tengono a Silverstone in Inghilterra, Hockenheim in Germania, e quello italiano nella pista di Varano del Melegare, a qualche centinaio di metri dalla nostra azienda. Quest'anno c'erano 80 università di 20 paesi diversi con oltre 2000 ingegneri che hanno partecipato a questo evento a Varano. C'era anche il team dell'Università di Parma. E abbiamo pensato quindi di fare un project work che fosse collegato tra quelle che erano le esigenze, o potevano essere le esigenze di questo team che si occupa di una macchina da corsa, e quello che i ragazzi del nostro ITS potevano mettere loro a disposizione. E si è fatto un'analisi di un problema che era legato al volante. I ragazzi dell'Università di Parma si sono concentrati sulle parti core della vettura, il telaio, le sospensioni, la carrozzeria, hanno lasciato indietro il volante, avevano un volante piuttosto tradizionale, e quindi i ragazzi dell'ITS sono stati incaricati di sviluppare per loro un volante che fosse innovativo, sia per come la componentistica veniva assemblata all'interno, sia per i materiali utilizzati. E quindi si è spostato diciamo così, l'asse da quella che era un'attività considerata per questi ragazzi a basso valore aggiunto ad un'attività invece che è diventata strategica e in cui abbiamo utilizzato la metodologia del design thinking, cioè abbiamo incentrato sulla persona, abbiamo messo, detta anche human in the loop, la persona all'interno del loop, e in questo caso la persona che doveva decidere e che dovrà decidere quanto questo volante dovrà essere innovativo, quanto dovrà essere leggero, quanto dovrà essere resistente, quanto dovrà essere complesso, è il pilota. Quindi il pilota del team sarà il cliente finale dei ragazzi del nostro ITS che lo dovranno sviluppare insieme a lui. Chiaramente c'è tutta un'attività a monte che stiamo portando avanti, oltre che sulla definizione del problema, anche su quella che è la definizione delle possibili soluzioni, per arrivare poi dopo alla fase di ideazione e progettazione vera e propria, prima di arrivare alla fase prototipale. Quello che mi interessa dire sull'attività che questi ragazzi stanno portando avanti è una cosa, è che stiamo utilizzando tutte le tecnologie che possono permettere a loro di arrivare alla realizzazione del primo prototipo facendo tanti errori nella fase di progettazione e facendone pochissimi nella fase di realizzazione. Quindi stiamo spingendo tantissimo su tutto quello che è il tema del digitale, su tutto quello che è il tema della simulazione, per fare in modo che quando arriveranno ad utilizzare i materiali compositi, e il volante sarà fatto con carbonio, quindi con materiali compositi, con materiali metallici lavorati con macchine utensili programmate direttamente al computer, piuttosto che con parti realizzati con stampanti in 3D, quindi con stampanti evolute che fanno attività di additive manufacturing. Ecco, prima di arrivare a questa fase di realizzazione avranno lavorato tantissimo su tutta l'attività di analisi dati, avranno lavorato su tutta l'attività di simulazione che permetterà loro di sbagliare tanto, ma nella fase di progettazione, per arrivare al prototipo sostanzialmente con, come posso dire, buona la prima, cioè realizzato, testato, ma sostanzialmente perfetto. Ecco, questo è un po' l'obiettivo del nostro progetto. Posso aggiungere una cosa? Per noi è estremamente interessante che il tema delle competenze per la nostra fondazione è un tema cruciale, cioè noi ci siamo posti il problema di come cercare di fare in modo, nonostante i nostri percorsi, i nostri curricula siano così flessibili, di riuscire ad individuare delle competenze, delle conoscenze per i nostri percorsi che non fossero, come dire, immediati, ma che avessero, come dire, un forecast almeno di medio periodo, di 10 anni. Perché quando tu vai nelle aziende e chiedi alle aziende quello di cui hanno bisogno, la tendenza è di dirti di quello di cui hanno bisogno oggi, ma tu poi i ragazzi li vai a formare dopo 2 o 3 anni. E quindi per questo noi abbiamo
avviato un progetto, tra l'altro oggi pomeriggio appena ho finito scappo perché c'è la riunione a Bologna, abbiamo messo attorno a un tavolo 5 università, a proposito di collaborazione con l'università di Bologna, di Modena, di Parma, di Reggio e di Padova, le aziende diciamo a seconda di quelli che sono i nostri settori di attività, che sono la motoristica, il packaging, la meccatronica e i materiali, e abbiamo cercato di farli ragionare su quelli che sono i business driver che loro prevedono da qui a 10 anni essere più significativi per le loro aziende, quali le tecnologie abilitanti per riuscire a sviluppare questi business driver e quindi per conseguenza quali le competenze che dobbiamo dare ai nostri ragazzi. Ecco, quello semplicemente che volevo dire è che per il tavolo dei materiali compositi il progetto che stiamo facendo è estremamente interessante perché diventa una specie di cartina tornasole, cioè andremo a vedere da un punto di vista dell'applicazione, della pratica, che cosa possiamo fare in modo assolutamente empirico e che cosa invece il tavolo delle aziende e dell'università ha teorizzato, in modo da andare a vedere se ci sono degli spazi. Io Grazie. sono felicissimo che Dallara e TS Maker abbiano saldato così insieme le loro forze per portare avanti un progetto che davvero rischia di diventare anche per l'oggetto, diciamo la verità, molto, molto forte emotivamente, diventare uno dei risultati più importanti di questa sperimentazione. Tutti gli altri istituti stanno facendo cose secondo me allo stesso livello di interesse. Certo, qui c'è il mondo delle corse, c'è il mondo dei giovani, questo sarebbe ridicolo non farsene carico, insomma è un mondo. Faccio solo una nota per dire quanto ci teniamo. Ecco, questo è un mondo molto tecnico, molto, molto ingegneristico. A me ha fatto molto piacere sentire da Filippo Di Gregorio questo tema del design thinking, perché parte questo tema del design thinking da una metodologia che mette prima di tutto attenzione agli uomini, agli utilizzatori finali, ma alle persone, come usano le cose. Lui ha citato il pilota, no? Però queste metodologie partono da come le persone vivono veramente, da come potrebbero vivere meglio. Qui stiamo parlando di una categoria particolare, piloti di macchine da corsa, ma in generale è una metodologia che rimette quota di materie umanistiche in saperi tecnici, e di questo lui mi pare di capire è pieno rappresentante, essendo laureato in filosofia in un mondo di ingegneri. Dico anche che uno dei pochi laureati in economia l'avevate preso da me qualche anno fa, ma questa è un'altra cosa. Chiudiamo questa carrellata con qualche cosa che è già stato fatto e un qualche cosa che tra l'altro, a proposito di Maker, prima Maddalena non ci ha dato i lumi sulla parola Maker, ma la riprendiamo con Spanevello. Perché questa idea di una scuola, di un luogo di formazione che non si limita a istruire, nel senso a recepire istruzioni, ma piuttosto propone un'idea di innovazione, di sperimentazione attiva e magari, perché no, di produzione di qualcosa di nuovo, noi qua ce l'abbiamo in casa ed è un qualche cosa che non solo già esiste, un progetto che ha già dato la sua, è già diventato realtà, ma è stato anche presentato in qualche cosa che, devo dire la verità, mi riguarda direttamente, perché questa Maker Fair, che è stato lo spazio dove è stato presentato il progetto, è un qualche cosa che si è aperto al mondo della scuola anche grazie all'intervento di alcuni professori che hanno visto una connessione virtuosa. Peraltro adesso non c'è in questo momento, ma Toccafondi è venuto a vedere le cose ed è rimasto abbastanza colpito da tutte queste sperimentazioni, ma adesso Giorgio raccontiamo cosa avete fatto. Sì, avevo anch'io qualche immagine che forse può fare un filmatino brevissimo. Grazie. Volevo riportare il tutto sulla praticità. Noi siamo veneti, di poche parole, facciamo in maniera forse anche un po' artigianale, però ci proviamo, ci mettiamo la faccia, e soprattutto una cosa che credo fondamentale, abbiamo fatto decine, centinaia di progetti mai arrivati in fondo. La cosa importante è che le cose che si fanno poi abbiano una realizzazione pratica che funzioni, e questo, guardate, nel mondo della scuola è una cosa che praticamente non esiste, e quindi la cosa che ci siamo dati come diciamo primo obiettivo è quello di arrivare in fondo a questi progetti, perché quello che volevo dire è che i progetti di cui vedrete qualche immagine adesso non sono solo questo, ma sono una serie di progetti che ogni anno i nostri ragazzi sviluppano in un'attività che chiamiamo team working, chiamiamo
copiato, perché prima di partire proprio con l'ITS nel 2010 siamo andati in Olanda, siamo andati a Eindhoven, la patria della Philips, e lì i ragazzi lavoravano in squadra, e una volta alla settimana, come poi abbiamo, ripeto, copiato, si aprivano tutti i laboratori e i ragazzi dei corsi avevano un progetto d'anno in cui progettavano, ma soprattutto poi realizzavano cose che funzionano e che danno soddisfazione poi di essere mostrate come. Io mi permetto di mostrarvi anche, di presentarvi i miei ragazzi, che sono quelli con la giubba rossa e che... Qui vedrete 2 minuti di... Falli alzare un secondo, che almeno li vediamo in faccia, no? Portaci anche delle donne. Adesso abbiamo solo uomini, abbiamo una ragazza per classe adesso nelle prime classi. Speriamo ne arrivino altre. Quelli che avete visto sono laboratori di una scuola, vecchissimi, però sono quelli che abbiamo, e l'importante è che i ragazzi riescano dentro... bisogna interromperlo perché sta ripartendo. Chiediamo... Purtroppo basta che qualcuno lo spegne. L'importante è che le nuove tecnologie anche si vede apparire Arduino ogni tanto, no? Le nuove tecnologie riescano a entrare anche con sistemi a basso costo, purché chiaramente siano indirizzati a quelle competenze che poi, ho detto prima, sono votate alla realizzazione delle cose e a far cose che funzionano. Il progetto, stavo dicendo appunto il team working, una volta alla settimana i nostri ragazzi vanno nei laboratori e lavorano in squadra, però le nostre aziende hanno detto non lavorano a caso, come si diceva prima, lavorano in lean, fanno lo scrum, hanno un budget che devono amministrare, fanno un piano economico, arrivano, noi non lo chiamiamo design thinking, ma forse facevamo le stesse cose anche prima. A Eindhoven questa è la religione, io ti avverto, quindi vedi tu. E comunque effettivamente le nostre aziende i primi anni si sono arrabbiate con noi perché non riuscivamo ad arrivare in fondo ai progetti e non riuscivamo ad applicare queste tecnologie. In realtà poi queste arrabbiature delle aziende hanno portato a dei progetti che arrivano alla fine, hanno portato a dei progetti in cui i ragazzi imparano a lavorare secondo le metodologie che sono richieste dal mondo del lavoro. Facci vedere il risultato. Allora, uno dei risultati, perché di ogni classe sostanzialmente ha 4 gruppi di questi che
realizzano queste apparecchiature, diciamo, e che poi vengono mostrate a un evento finale in cui tutti mostrano quello che hanno fatto, che si svolge una volta all'anno. E in questo caso è una bicicletta, che è una bicicletta un po' particolare perché è più simile a una moto elettrica, è fatta per andare fuori strada, ma soprattutto è fatta perché chiaramente prima progettata, fatta con tutte le, diciamo progettata con sistemi di analisi tensionale e quant'altro nel telaio, nella parte meccanica. Poi chiaramente ha visto l'applicazione, qua andiamo alle innovazioni, ha visto l'applicazione di sistemi a microprocessore per la gestione sia della batteria che della pedalata, e stanno per essere implementati dei sistemi che addirittura prendono dati dal corpo tipo il battito cardiaco per poi andare a regolare, a fare delle regolazioni sulla erogazione della potenza. E questo poi effettivamente è una palestra, i ragazzi si divertono, hanno come per la Formula Student, hanno davanti degli obiettivi, e questo chiaramente dà loro lo stimolo poi per imparare cose importanti. Volevo solo dire un'altra cosa: il ruolo degli ITS in questo è un ruolo di innovazione, le nostre aziende lo stanno riconoscendo. Io ho avuto un riconoscimento che non è un riconoscimento diciamo formale, ma è stato un riconoscimento quando una delle mie aziende, faccio il nome, Campagnolo che fa proprio queste cose, mi ha chiamato e mi ha detto: noi abbiamo un problema perché si parla tanto di 4.0, però noi abbiamo gli operai, quelli che una volta si chiamavano operai, che hanno forse la terza media, forse quelli più vecchi, o hanno dei livelli di formazione piuttosto bassi. Noi vorremmo portare questi livelli più in alto, perché col 4.0 si prevede che non ci sarà più posto per manovalanza pura, ma dovremmo, quello che si diceva prima, dovremmo promuovere questo. Ci hanno detto: abbiamo 60 operai, 60 operatori, chiamiamoli come vogliamo, ma non lo ritengono un termine dispregiativo. ITS, avete dei formatori che sono in grado di far fare questo piccolo step iniziale per portare a un livello superiore a queste maestranze. Questo è 4.0, nel senso che l'ITS assume un ruolo in questa grande rivoluzione nel momento in cui si pone anche come, diciamo, strumento, come formatore di competenze, perché tutti parlano convegni su convegni fatti sul 4.0, investimenti come si diceva prima, però il problema delle aziende è chi fa andare questi macchinari e chi forma i tecnici per far andare questi macchinari. Inutile avere l'investimento da 1 milione di euro se poi non so chi metto dietro alla macchina e chi ha le competenze per farlo. Quindi il ruolo è anche questo. Io credo che della bicicletta. La bicicletta ve l'ho spiegata, è una bicicletta, ripeto, che è molto robusta perché è una bicicletta da enduro, è una bicicletta che ha 1 kilowatt di potenza, quindi è praticamente una moto, e va su per i muri, dicono i ragazzi, insomma. Interessante, l'hanno provata, funziona, ma credo che stiano anche andando in giro per la fiera, anche se non si può. Non può andare per strada perché non è omologata e non è omologabile, e comunque ha chiaramente batterie di ultima generazione e quel sistema che vi dicevo che appunto gestisce un po' tutto il sistema. È chiaro che nessuno pensa di produrlo o di venderla, però insomma la palestra delle idee comporta che appunto ci siano queste sperimentazioni che, ripeto, sono questa, ma sono anche altre 8 classi 4x8, altri 32 progetti che vedete in giro per la fiera. Complimenti ai ragazzi, scusate se li nomino: Alessandro Mutinelli, Slaviero Luca, Marin Enrico, Brambullo Marco, Battestin Massimo, Gherardi Mattias. Bravi. E il loro coordinatore Tiziano Bonso. Complimenti davvero. Io faccio solo un appunto: prima abbiamo sentito parlare di tecnologie siderurgiche, di automobili da competizione. Guardate che il tema della bicicletta, prima Spanevello ha detto
artigianale in senso quasi dispregiativo, un po' come si usa la bomba artigianale, sapete, che non esplode. In realtà oggi se c'è un settore che sta dando risultati impressionanti in termini di performance, di crescita, legato a un'idea interessante di artigianalità tecnologica, è proprio quello della bicicletta. Oggi le biciclette diciamo personalizzate, su piccola serie, stanno diventando lo strumento della mobilità a complemento di quelle biciclette invece più seriali, quelle del bike sharing per intenderci, che noi noleggiamo e riportiamo nelle rastrelliere. Ecco, è proprio questo un mondo complementare a quello magari che ci ha raccontato Danieli, un mondo che mette in moto tanta vita, tanto lavoro, ma anche tanta passione tipicamente italiana. Ecco, questi due mondi li dobbiamo tenere insieme, perché se c'è una cifra del Made in Italy è proprio questa complementarietà e non questa distanza. Però io mi fermo qui, noi abbiamo chiuso questa intensa mattinata di lavori, mi fa piacere che ci sia un pubblico robusto anche a chiusura dell'intera sessione. Lascio invece al sottosegretario Togafondi il compito di chiudere e di tirare un po' le sintesi, fare un po' la sintesi di quanto abbiamo ascoltato. Grazie. Grazie a voi tutti. Io sarò molto breve nelle conclusioni, sia vista l'ora, sia il fatto che le vostre esperienze, i vostri racconti reali sono l'assoluta conclusione di oggi, ma anche il senso della giornata di oggi. Come dicevo prima con una battuta, appena nati e già cambiano, e questa è la forza del sistema ITS. Sono nati per questo, non sono nati per altro, non sono scuola dell'obbligo. Vedo qui la dottoressa Palumbo che li ha visti nascere e li ha coccolati quasi in incubatrice, diciamo così, i primi mesi, i primi anni, e ora possiamo dire come Ministero che siamo assolutamente soddisfatti di questa prima fase, solo che ora inizia una seconda fase. Non ci possiamo accontentare né dei numeri né delle belle esperienze, e io lo confermo che sono assolutamente belle esperienze e utili, ma dobbiamo aumentare. Guardate, la fotografia degli ITS oggi in Italia è anche un po' cambiata, anche perché insomma la governance è regionale, e questo ci comporta anche non sempre un rapporto molto idilliaco, diciamo così, con il MIUR, anche perché partono quando vogliono, concludono quando vogliono, fanno le pause quando vogliono, e quindi è anche difficile fare una fotografia un'istantanea. Diciamo così che ad oggi gli ITS hanno questi numeri: 93 fondazioni, 386 corsi, 9.900 corsisti frequentanti. È una fotografia che ci fa confermare che siamo a un buon punto, non alla realizzazione del sistema post-diploma professionalizzante in Italia. A confronto con altri partner, diciamo così, europei, siamo una piccola cosa, ma è un mondo che sta anche con una certa velocità aumentando quantitativamente. 1900 sono i soggetti partner soci delle fondazioni, il 60% di questi sono aziende, e non solo e soltanto le grandi aziende multinazionali o nazionali. Anche questo è un dato assolutamente positivo. I 6.000 diplomati nei precedenti 2 corsi, il secondo ancora non del tutto completato, ci dice che la percentuale di tasso di occupazione a 12 mesi era nel 2015 al 78%, nel 2016 all'81%. Funzionano perché? Perché ci sono questi soggetti. E ribadisco il concetto che ho detto anche in premessa: le aziende sono fondamentali in questo processo. Devono essere le aziende, il sistema produttivo nel suo complesso, a dire di cosa c'è bisogno, qual è la figura professionale mancante. Altrimenti l'ITS non ha senso. Non possiamo essere noi mondo della scuola, né figuriamoci noi Ministero dell'Istruzione di Viale Trastevere a Roma, a sapere cosa serve nei distretti o nei sistemi produttivi italiani.
chiediamo a loro di fare la prima mossa. Noi come mondo della scuola collaboriamo, ci siamo, mettiamo le risorse. Diciamo anche la verità e il dato negativo in questi anni. Pochissimi ragazzi si presentano alla selezione, qualcosa in più rispetto ad altri anni, ma siamo a percentuali assolutamente limitate. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, altrimenti perché siamo qui a lavorare e interrogarci sul futuro? L'ITS o diventa una questione di popolo oppure non ha senso. Non possiamo crearli in provetta i ragazzi e le famiglie che bussano agli ITS e chiedono di fare selezione. Deve essere un aumento naturale, una richiesta oggettiva. Il paradosso è che abbiamo tra il 37 e il 44% di disoccupazione giovanile, il 17% di abbandoni scolastici, 2 milioni e 3 di cosiddetti NEET, 60.000 aziende che cercano lavoratori con alcune qualifiche chiare e non riescono a trovarle, c'è lo strumento dell'ITS e abbiamo pochi ragazzi che si presentano alla selezione. Che cos'è che non torna? Dov'è che stiamo sbagliando, forse sarebbe più giusto dire. Questo è il grande interrogativo che ci facciamo sul bicchiere mezzo vuoto. E questa è la direzione di lavoro, deve essere questa, oltre al fatto di andare dietro, Industria 4.0, alle nuove professioni, al nuovo lavoro, ma è anche quella di lavorare nella mentalità comune e non riguarda, guardate, come abbiamo forse troppo semplicemente detto in questi anni, non è colpa solo esclusivamente delle scuole che non fanno entrare gli ITS per spiegare cosa sono gli ITS, è qualcosa di un po' più complesso e riguarda la cultura dell'italiano e delle famiglie italiane, quindi dobbiamo fare un lavoro molto più complesso e insieme. Dove abbiamo intenzione di andare, l'ho appena detto. Su cosa lavoriamo e su cosa stiamo lavorando ora e per il futuro? Dobbiamo lavorare sui vincoli, meno vincoli, più autonomia, oneri ed onori, perché l'autonomia si gioca su degli onori, di poter manovrare e decidere, e su degli oneri, cioè sui risultati. Noi vi giudicheremo sui risultati, abbiamo iniziato a farlo 2 anni fa, l'anno scorso ancora meglio, e proseguiremo, perché questa è la strada. Monitoraggio e risorse sempre più vincolate ai risultati del monitoraggio. Miglioriamo il monitoraggio, miglioriamo gli standard qualitativi e quantitativi, miglioriamo quello che c'è da migliorare, ma la strada è quella e non torniamo indietro. Però aumentare anche l'autonomia, meno vincoli e più controlli, direi in una battuta. Noi come Ministero controlliamo, abbiamo il dovere di controllare, perché diamo risorse non banali in un momento del genere, ma dobbiamo anche dare molta più autonomia e spazio gestionale ai singoli ITS, che sono autonomi e difendiamo e vorremmo anche aumentare questa autonomia. L'altro aspetto, collaborare con le regioni, così non va. L'ho detto prima con una battuta, potrei argomentare ancora meglio, non c'è tempo, diciamo che così non va. Non è un tema delle singole regioni, è un tema nazionale, industriale ma del paese. E quindi non ci possono essere 20 sistemi differenti. Non è proprio il caso di, mettiamola così, cioè, non ce lo possiamo permettere. Abbiamo perso anche troppo tempo. In altri paesi il post diploma professionalizzante, non laurea, è iniziato 40-30 anni fa e noi abbiamo iniziato 6 anni fa. E quindi siamo partiti tardi, non possiamo perdere ulteriore tempo. Dobbiamo lavorare, lo dico con una battuta, sul nome. Se io chiedo a un italiano che cos'è ITS non mi risponde un post diploma professionalizzante. Se va bene mi dice la scuola, un'istruzione tecnica. E non siamo mai bravi, diciamo così, a inventarci, diciamo, i nomi. Dobbiamo però far comprendere che cos'è effettivamente. È una battuta questa, diciamo l'aspetto serio di lavoro per quanto ci riguarda è strutturare il titolo di studio. Non è una laurea e anche qui nell'immaginario collettivo delle nostre famiglie un ragazzo che percorre un percorso di laurea
è una cosa e chi percorre un percorso di istruzione tecnica superiore è un'altra, nonostante che comunque sia un titolo di studio riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione. E quindi lavorare sulla struttura e la spendibilità del titolo di studio. E 2 direzioni di lavoro per quanto ci riguarda anche nell'immediato. Le risorse, e ci stiamo lavorando non da soli ma anche con altri ministeri, e spero che nel passaggio al Senato della legge di stabilità, legge di bilancio, si possa trovare il canale giusto per arrivare a questo risultato. Però sulle risorse non sono solo le risorse date al funzionamento che conosciamo, quindi alla creazione e quindi al fondo nazionale che conoscete, ma sono anche altre, penso alle risorse dei privati, perché se c'è una necessità di un sistema produttivo nel nostro paese e c'è la necessità, dobbiamo anche imparare in questo paese a fare ognuno la sua parte. Il grosso lo fa lo Stato, ma è giusto anche che sia possibile per le strutture private che hanno desiderio e voglia di investire in questo settore possano farlo. E qui invece sulla defiscalizzazione dei contributi qualcosa è già stato inserito nella legge di stabilità. E penso anche ai fondi PON, perché siamo alla vigilia di una stagione di fondi PON di un settennato che riguarderà, lo dico con quasi la certezza assoluta, ma poi aspettiamo i bandi, anche di un risultato, di un buon risultato che riguarderà proprio l'istruzione tecnica superiore. L'ultima cosa che voglio sottolineare è questa. Oggi abbiamo parlato di ITS, ma abbiamo parlato anche molto di scuola. E va da sé, questa contaminazione tra l'ITS, post diploma, e la scuola ci ha aiutato molto. Noi quest'anno abbiamo iniziato un'altra mezza rivoluzione nel nostro paese, culturale e pratica, è quella dell'alternanza scuola-lavoro. Ci ha aiutato molto nello spiegare cosa avevamo intenzione di fare, l'anno scorso quando abbiamo iniziato, proprio raccontare l'ITS, perché quella contaminazione dell'ITS in questi anni ha dimostrato a chi voleva vedere, e molti italiani hanno visto in questi anni, che questa contaminazione non ha portato svantaggi né alla scuola né alle aziende e soprattutto neppure ai ragazzi. Ci ha aiutato molto a un po' svelenire il clima di odio verso questa aberrante forma di sfruttamento, che poi sfruttamento non è mai solo scuola a tutti gli effetti, fatta con una metodologia didattica differente, ed è l'alternanza scuola-lavoro. Bisogna essere operativo, anche perché, come dire, qui nessuno ha la bacchetta magica, quindi l'operatività sta in un lavoro. Ho detto alcune operatività e alcune idee di lavoro. Non mi piace dire stiamo lavorando per voi, perché è ovvio che ci stiamo a fare, se no. L'altro è molto da camionista, con l'adesivo, quindi siccome lavoriamo e dobbiamo lavorare con un'energia un po' diversa, dobbiamo lavorare tutti, e lo dico soprattutto agli ITS. L'ho detto in precedenza, in questi anni era ovvio che dovevamo partire insieme e quasi accompagnarvi per mano, vista la novità. Adesso dovete giocarvi molto di quell'autonomia che avete preteso e abbiamo difeso in tutti i modi. O ci mettiamo in testa tutti che dobbiamo lavorare sul post diploma professionalizzante, oppure non riusciamo. Non vi voglio lasciare con un dato negativo di negatività, ma con un dato di sano realismo, dialogando con molti soggetti, con il Parlamento, con le commissioni, con le scuole, con le aziende, con i territori. Devo dire che o facciamo così o non abbiamo quella spinta. La bicicletta di oggi è il segno che state crescendo. Io quella bicicletta l'ho vista crescere, devo dire, dall'idea e poi seguita. Funziona e forse tra un anno avrà un mercato, chi lo sa, e tra 2 anni non lo so cosa vi aspetterà, ragazzi. Vi auguro tutto il bene del mondo. Ecco, la storia che conoscete meglio di me, perché questi ragazzi o questi oggetti li avete visti proprio crescere, è la storia degli ITS. Ecco, dobbiamo fare il passaggio ulteriore, cioè quello di, come avete visto in questi anni, di vedere questi ragazzi sbocciare e correre con le proprie gambe.
Questo è il futuro degli ITS, o lo facciamo insieme o non arriverà così presto. Grazie.